Non c'è nessun altro, vuole testimoniare, leggiamo la Bibbia. Alleluia, si è parlato di guarigione. Io voglio parlarvi di guarigione. Questa mattina, la guarigione di un uomo, alleluia, che Gesù lo ha guarito in un modo fuori dal comune, in un modo forse strano, però Gesù l'ha guarito. E vogliamo aprire la Bibbia in Marco, Evangelo, scritto da Marco, alleluia, al capitolo 8, dal verso 22 fino al verso 26. Leggiamo questi pochi versi, ci raccontano di questo miracolo compiuto da Gesù. Alleluia. Signore, fai miracoli anche in questa mattina. Amen. A Dio sia la lode. Giunsero a Betsaida e gli fu condotto un cieco e lo pregarono che lo toccasse. Ed egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio, sputatogli negli occhi e impostegli le mani, gli domandò: vedi qualche cosa? Ed egli, alzati gli occhi, disse: scorgo gli uomini perché li vedo come alberi che camminano. Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi ed egli riguardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: non entrare neppure nel villaggio. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, pochi versi in cui Marco, l'Evangelista Marco, descrive questo miracolo. Alleluia. Gesù ha guarito molti ciechi, molti sordi, zoppi, ammalati di ogni tipo, lebbrosi. C'è un'altra guarigione di un altro cieco, quello di Gerico, vi ricordate? Avevamo predicato forse qualche domenica fa. Il cieco di Gerico fu guarito dal Signore. Alleluia. E così anche questo cieco, questa volta a Betsaida, viene guarito da Gesù. Alleluia. Ma come fu guarito? Intanto, mentre si trova Gesù a Betsaida, gli conducono quest'uomo cieco, glielo portano e lo pregarono che lo toccasse. Come dire: Signore, guarda, questo c'è un ammalato, toccalo così sarà guarito. È come se dicessimo al Signore: opera in questo modo. Ma Lui è il Signore. Lui può decidere come, dove, quando operare. È vero? Io credo che era più giusto dirgli: Signore, guarda, c'è questo cieco. Fai tu quello che devi fare. Ha bisogno di una guarigione. Gloria al Signore. Gesù non lo tocca subito, abbiamo letto, lo prende per la mano. Prima quegli uomini sono stati la guida di quell'uomo fino a Gesù. E poi Gesù gli prende la mano e diventa Gesù la sua guida. E lo conduce dove? Fuori dal villaggio. Perché? Perché Gesù ama stare da solo con noi. Mi piace pensare questo. Se devo dire: ma perché l'hai condotto fuori? Ho pensato anche che Gesù vuole un rapporto personale con ognuno di noi. Amen. Oltre che come Chiesa, quando stiamo insieme, come assemblea, e lì realizziamo qui la presenza del Signore, offriamo il nostro culto a Lui, ma ci deve essere un rapporto personale. Ognuno di noi deve personalmente dare la mano a Gesù. Amen. E farsi condurre da Lui. Amen. Dove vuole condurci Gesù? Sicuramente dove può
manifestarsi completamente Amen. nell'intimità, nella solitudine, lontano da contesti e da situazioni che possono anche distrarci. Cerchiamo tempo da soli con Gesù. Amen. 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 Vogliamo avere del tempo per Gesù, del tempo nostro, che vogliamo dare a Gesù e vogliamo dire: Signore, portami dove vuoi tu. Mentre stai pregando il Signore, sei nella tua cameretta, non lo so dove vuoi trovarti, ma puoi rivolgere al Signore questa richiesta: Signore, in questo momento, mentre sono qui alla tua presenza, ti sto adorando, portami dove vuoi tu. Amen. Alleluia. Il Signore ti porterà per lo Spirito in un posto spirituale dove può manifestarsi personalmente con te. Alleluia, gloria al Signore. E inizia il Signore ad operare verso questo cieco. Gli sputa negli occhi. Anche a trasmettere, a ripetere, come è doveroso fare quello che troviamo scritto, uno trova anche un po' sputa negli occhi. In un altro passo, credo in Luca, se non erro, è scritto che prende della terra, gli sputa, fa un impasto e glielo mette sugli occhi. È un metodo che trova il Signore. Ma io credo che il metodo non è che sia così fondamentale. L'importante è che egli operi. Amen. Fai tu, Signore, come vuoi, ma fai, io ho bisogno di te. Abbiamo bisogno di guarigione, vero? Amen? Abbiamo bisogno di un risveglio, o no? Abbiamo bisogno che la nostra fede possa crescere, o no? Alleluia, abbiamo bisogno anche di cose pratiche materialmente parlando, abbiamo bisogno, Dio sa i nostri bisogni, solo che se ci affidiamo a Lui, vogliamo lasciare fare quello che Lui vuole fare. E questo è il consiglio che sento di dare, prima per me, secondo la parola del Signore, e poi a tutti noi, lasciamo fare al Signore. Amen. Alleluia, vuole sputarci negli occhi? A me. Gloria a Dio. Perché dopo c'è una conseguenza, il risultato. Amen. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Inizia così il Signore ad operare nella vita di quest'uomo e quest'uomo sta lì, riceve questo sputo. Alleluia. Poi gli impone le mani, lo tocca. Ma ancora non succede, come dire, il miracolo così come lo comprendiamo, qualcosa che è cambiato, ma sta cambiando qualcosa. Infatti Gesù gli chiede: vedi qualcosa? E inizia a vedere qualcosa. Abbiamo letto che gli risponde così: vedo gli uomini come alberi, forse vedeva in modo sfocato, no? Capiva che erano persone che si muovevano, cerco di interpretare e capire, no? Quello che trovo scritto, ma ancora non vedeva in modo chiaro. Alleluia. Questo ci fa capire come l'opera del Signore può essere istantanea, è vero? E può richiedere anche del tempo. Amen. E anche questo è vero, amen. Alleluia. Io ricordo che in modo istantaneo mi ha guarito quando ero bambino, il cuore, quando quel fratello benedetto dal Signore mi ha toccato, sono stato guarito in modo istantaneo. Ma a volte certe guarigioni avvengono in modo progressivo, poco per volta, vai dal medico e riscontra un miglioramento. Poi sta migliorando, sì,
trovo che sta migliorando, la cura funziona. No, funziona la mia preghiera, la mia fede funziona. Ho chiesto al Signore, grazie al medico per la cura, ma non c'è cura migliore che quella del dottore dei dottori, che è Gesù. Amen? Alleluia. Così come se preghiamo per qualcosa, qualche circostanza a noi avversa e non vediamo subito il risultato, credi che qualcosa sta accadendo. Io credo che il Signore sta combattendo per noi. Magari non vediamo subito il risultato, alleluia, ma vogliamo continuare a stare lì come quell'uomo cieco. Non può andare ovunque, non vuole andare, ma in quel momento è solo con Gesù. Sa che con Lui c'è Gesù. E così io ti dico, devi avere la certezza che con te c'è Gesù. Anche se stai vivendo delle tempeste nella tua vita, sappi, come in quella barca c'era Gesù con i discepoli, nella tua vita c'è Gesù. Gloria al Signore. Alleluia. Quindi quell'uomo, con quello sputo, il primo tocco, riesce in qualche modo a vedere qualcosa. Poi cosa fa Gesù? Gli mise di nuovo le mani sugli occhi. Un secondo tocco. E fu guarito. Con questo secondo tocco il cieco fu guarito completamente. Gloria a Dio. Questo sapete cosa mi fa comprendere? Che a volte nella vita dell'uomo e anche di noi credenti c'è bisogno non solo del primo tocco, ma anche di un secondo tocco. E posso aggiungere di un terzo tocco. E voglio aggiungere di un quarto tocco. E così via via. Nella nostra esperienza con Gesù abbiamo bisogno di essere rinnovati. Ma il Signore ha toccato il mio cuore. Ascolto nelle testimonianze a volte quando mi trovo nelle evangelizzazioni, no? Il Signore ha toccato il mio cuore 25 anni fa. Gloria a Dio, da quel momento. 25 anni fa sono passati. Ma io voglio dire, oggi il Signore ha toccato il mio cuore come 25 anni fa. È più bello. Alleluia. Mi sento come quel primo giorno, come il Signore mi ha toccato 25 anni fa, 35 anni fa, 40 anni fa. Ancora oggi sento il suo tocco. Gloria a Dio. Che bello quando il Signore rinnova di nuovo il suo tocco. Sul tuo cuore. Gloria a Dio. Sai perché? Perché non siamo bravi a custodire il tesoro che noi abbiamo. Siamo incapaci di dare il giusto valore a ciò che Dio ci ha regalato. E facciamo entrare tante cose e le mescoliamo assieme a quel tocco, gloria a Dio. Ma quel tocco deve rimanere il tocco del Signore. E questa mattina voglio dire, Signore, toccami ancora. Forse ho bisogno di vedere bene, perché nel frattempo la mia vista spirituale si è annebbiata e non vedo più come tanti anni fa. E allora, Signore, toccami di nuovo, tocca di nuovo i miei occhi. O forse nel mio cuore non c'è più quel calore verso di te, quel fuoco che all'inizio, come mi riscaldava. Alleluia, allora dico, Signore, tocca il mio cuore. Ma toccami, Signore. Forse ho bisogno di sentire la tua mano nella mia mano, perché mi sono smarrito. Ma toccami, Signore. Toccami di nuovo. Gloria a Gesù. Amen. Alleluia. Questo mi fa capire questo episodio. Certamente io credo che il Signore può fare tutto in un istante.
tutto può cambiare, al suo volere, alla sua parola. Ma se ci vuole del tempo, alleluia, se il Signore sa che ci vuole del tempo, vogliamo fidarci di Lui. Amen. Vogliamo camminare mano nella mano con Lui. Amen, gloria al Signore. Alleluia. Infine un altro punto, dopo averlo guarito e vedeva ogni cosa chiaramente, ti dà questo ordine, questo monito, no? Non entrare neppure nel villaggio. Perché? Perché quel villaggio rappresentava tutto il suo passato. Quel villaggio aveva conosciuto solo sofferenze, umiliazioni. Non entrare neppure nel villaggio. Sai, quando incontriamo Gesù è tutto nuovo. Tutto il vecchio è passato. Tutto nuovo è. E spesso vogliamo ritornare alle nostre abitudini, al nostro modo di fare, che è un modo di fare sbagliato. Ci ha portati lontani dalla grazia di Dio, finché non è intervenuto il Signore, vero? Con la sua parola e ha toccato il nostro cuore, allora abbiamo capito che Egli ha fatto tutto nuovo. Allora perché nostalgia del passato? È tutto nuovo. Amen. Con Gesù si inizia da capo. Alleluia. Non entrare neppure nel villaggio, no. Non entrare neppure. Vai altrove. E quando tu andrai altrove, testimonierai, parlerai di me, È quello che ho fatto per te. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Dio ci dia modo, veramente, la grazia sua, di poter diffondere, prima di tutto, la sua parola, è vero? E poi in modo concreto, in modo parlare di quello che Egli ha fatto per noi. Amen. Alleluia. Sapete cosa mi dicono in molti? Ma io vorrei parlare del Signore, ma come posso iniziare? Cosa devo dire? Intanto inizia a parlare di Gesù, no? E poi racconta quello che Lui ha fatto per te. Sei consapevole che ha fatto qualcosa per te? Certo, il Signore ha cambiato la mia... E questo è l'argomento che devi utilizzare. Amen. La tua testimonianza. Alleluia. Noi siamo testimoni, non di Geova. Testimoni di Dio. Amen. I miei testimoni siete voi, è scritto in Isaia. E noi siamo testimoni della potenza di Dio, della potenza di Dio che trasforma le vite, che guarisce. Amen. Che dà un futuro a chi futuro non ha. Siamo testimoni di quello che Dio può fare. Alleluia, gloria al nome del Signore. Quest'uomo fu guarito. Alleluia. E io dico, io sono stato guarito. E se non hai avuto malattie, anche tu puoi dire, io sono stato guarito. Ma come? Non sono stato mai ammalato. Sei stato guarito. Perché, credi a me, il peccato è la peggiore delle malattie. Sei stato guarito. Gloria a Dio. Alleluia. Allora vogliamo dire insieme grazie, Signore. Opera. Prendi la nostra vita nelle tue mani. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Gesù.